Se ti fermi un attimo, ti racconto perché per secoli abbiamo messo Iolao in Sardegna nel posto sbagliato. Nei libri si ripete sempre la stessa frase. Iolao arriva in Sardegna e fonda Olbia. Solo che appena ascolti bene cosa dicono le fonti, capisci che questa storia non regge, perché gli stessi testi non parlano di un approdo qualsiasi. Dicono che Iolao prende la parte campestre dell'isola. Campestre non è una parola generica, vuol dire pianura vera, terra larga, fertile, lavorabile. E aggiungono un dettaglio ancora più concreto. Quella regione viene resa ricca, bonificata, piantata di alberi da frutto, diventa una campagna desiderabile e contesa. La Sardegna campestre non è la gallura montuosa dell'Olbia moderna, è il Campidano. Allora come nasce Olbia? Nasce perché Olbia passa nei testi come formula d'autorità. Lo dicono Solino e Pausania, e da lì viene copiata e ripetuta per secoli. Non perché qualcuno abbia controllato davvero la geografia. E qui entra Vittorio Angius, che è la chiave. Angius lo scrive chiaro. La città fondata dagli Iolei è Iolia e non Olbia, come erroneamente da tutti si legge. Quindi la correzione esiste già nei testi, non è un'invenzione moderna. E Angius spiega anche il motivo. Dei copisti possono aver scambiato Iolia con Olbia. Poi ricostruisce la traccia del nome. Iolia, Diolia, Dolia, fino a Dolia Nova. E non finisce lì, mette pure il segnale sul terreno. L'antica capitale degli Iolaesi viene riconosciuta nel luogo chiamato San Pantaleo. Ma San Pantaleo di Dolia Nova, non quello vicino a Olbia. Quindi la sequenza torna perfetta. Parte campestre, uguale Campidano, città, uguale Iolia. Nome che sopravvive, uguale Dolia, / Dolia Nova. E da lì, con le guerre, il movimento verso l'interno e verso i monti. In due parole, non è Iolao a Olbia, è Iolao a Giolia, ora Dolia Nova. E quando rimetti quel nome al posto giusto, tutto il racconto finalmente combacia. Quando un popolo smette di verificare, eredita errori al posto della memoria. E quando torna a verificare, la memoria smette di essere racconto e diventa realtà. Grazie a tutti e al prossimo video!